Teatro Giuseppe Pierobon Gremito, da queste parti non è così frequente avere ospiti illustri, quelli vanno molto più su, a Cortina. Matteo Renzi ha scelto di inaugurare il suo breve tour veneto preelettorale, che lo ha portato quindi in fiera a Vicenza per concludere in Piazza delle Erbe a Padova, non così affollata come per Grillo, a Ponte nelle Alpi, in provincia di Belluno, dove il sindaco di Firenze, candidato per il Partito Democratico, ha visitato alcune aziende ed incontrato gli amministratori locali. Le richieste: abolire il famigerato patto di stabilità ribattezzato di stupidità ed eliminare procedure estenuanti nella loro lentezza. Hanno ragione a lamentarsi della burocrazia. Un signore ha detto prima, cos'era? Si parla di mobili, Roger, ha detto, mi dice 3 cose che lei farebbe a Roma. Dice: la prima, meno burocrazia; la seconda, meno burocrazia; la terza, meno burocrazia. Probabilmente gli ho dato l'impressione di essere uno che non capiva al volo e me l'ha dovuto ripetere. Però è anche il segno di una esasperazione. A proposito delle promesse del centrodestra su IMU, IRAP e tasse in generale, io sono uno di quelli che dice che si può ragionare delle proposte nel merito. La restituzione dell'IMU vale circa 4 miliardi di euro, poco meno. Se avessimo fatto pagare le multe che abbiamo ricevuto per gli agricoltori padani, che valgono 4 miliardi e mezzo, non avremmo il problema dell'IMU. Cioè, se la Lega, anziché promettere, avesse fatto le cose per bene, regolari, legali e fatte a modo, non avremmo problemi dell'IMU. Quindi non è un problema di soldi, in teoria si può fare tutto, è un problema di modello culturale che uno immagina. Renzi ammette che il Partito Democratico vive anche sulle disgrazie del centrodestra, come il fallimento della Lega. C'è un sacco di gente che aveva votato Lega e che non la vuole votare. Magari vota Grillo, però non vuole votare per la Lega. E noi li capiamo bene, poverini. Li capiamo bene, perché? Perché hanno visto nel modello culturale della Lega una presa in giro. Avevano detto federalismo e poi hanno fatto la cosa più centralista. Io faccio il sindaco. Io ormai anche per andare in bagno devo chiedere il permesso a Roma. Prima non era così. Si fa politica non perché si deve piazzare un amico, ma perché si deve investire sulle nuove generazioni, sul domani, su un'idea di bellezza che è quella che sta nei manifesti con scritto l'Italia giusta. L'Italia giusta è l'Italia nella quale a tutti viene data la possibilità di arrivare, perché c'è una scuola che funziona. Barack Obama 2 giorni fa, al discorso dell'Unione, ha fatto un discorso bellissimo. Ha detto: per ogni dollaro che investiamo in una scuola di qualità, abbiamo $7 di risparmio sulla criminalità e la disoccupazione. Dobbiamo consentire a tutti i nostri figli di partire dallo stesso punto. L'Italia giusta non è quella dove tutti devono arrivare allo stesso livello, ma dove tutti devono partire dallo stesso punto, e chi ha voglia di farcela ce la deve fare. È un'Italia fondata sul merito, sul talento, sulle possibilità, e che non dimentica nessuno. Se uno non ce la fa, se lo carica e se lo porta con sé, ma non tarpa le ali a chi può farcela.